Il coronavirus, che finora ha ucciso più di 1.800 persone e ne ha colpite 73.000, arriva nel continente africano. L'Egitto ha confermato il primo caso di paziente infetto e mentre l'Africa si attrezza per affrontare l'emergenza sanitaria, da noi si teme un'importazione del virus tramite sbarchi clandestini. In Italia la notizia è stata cavalcata da Lega e Fratelli d'Italia, tornati sull'urgenza di chiudere i porti ai migranti africani per evitare l'importazione del virus su navi e barconi. Le misure chieste dalla destra vanno dal blocco navale allo stop dei voli da e per l'Africa, passando per i maggiori controlli sanitari sugli immigrati sia al momento dello sbarco sia durante i periodi di permanenza nei centri di accoglienza. Salvini ha persino minacciato di denunciare il ministro Lamorgese se arriva sul barcone uno con il coronavirus. La Sicilia è geograficamente dirimpettaia del continente africano e soprattutto terra di sbarchi. Infatti la provincia di Agrigento è quella in cui è stata registrata la maggiore ondata migratoria. Nessun grido di mero allarmismo, ma piuttosto un appello a scongiurare che la situazione possa essere sottovalutata.